Ragazzi, allacciate le cinture, state stretti sulla sedia perché questo video durerà un bel po', ragazzi, c'è un po' di cose da dire. Ciao a tutti da Napoliello87. Ragazzi, ieri non ho fatto il video della partita perché non mi sentivo di portare il video, vista la partita come è andata, il risultato, però oggi parliamo anche di un paio di cose prima della partita. Prima di tutto voglio ringraziarvi a tutti voi di cuore. Sono arrivato a un traguardo importante, 2000 iscritti, grazie a voi, se sono dove sono. Spero di crescere ancora di più insieme a voi, perché siete voi la mia spinta e siamo una famiglia, siamo diventati una famiglia fra tifosi del Cagliari, dell'Atalanta, soprattutto quelli del Napoli, ma anche di altre squadre. Grazie mille, veramente grazie di cuore. Parlando della partita, ieri sera, siccome non ho fatto il video, però sono stato ospite sul canale di Caffè Napoli per una live dove abbiamo parlato della partita e tante altre cose del Napoli. Ragazzi, se non l'avete vista, se non eravate in live ieri sera, vi invito, poi lascerò comunque in descrizione il link del canale di Caffè Napoli, a passare e a rivedere la live perché è veramente interessante. Parlando della partita, ragazzi, un risultato meritato a favore della Lazio, siamo onesti, siamo obiettivi, questo Napoli ha fatto pena. La mancanza del capitano, quanto è pesante, Insigne che non gioca, si è visto, ma soprattutto un punto di riferimento lì avanti come Mertens o Osimhen che manca da un po'. Osimhen, poi si è rotto Mertens, ora abbiamo perso anche Lozano, peggio, si va sempre nel peggio, no? Eppure ieri sera abbiamo fatto appena un paio di tiri in porta, chiamiamoli tiri perché poi sono stati passaggi, ragazzi, ma ci rendiamo conto, cioè giochiamo proprio male, ragazzi, abbiamo fatto una partita penosa. Dici te, ma magari giochi male e vinci la partita, no, non hai fatto entrambe le cose, perché poi sì, abbiamo avuto più possesso palla, ma a me non me ne frega niente del possesso palla se non riesci poi a vincere le partite, capito? Perché puoi fare anche il 60% di possesso palla, poi vince l'avversario, alla fine che facciamo? Ragazzi, loro hanno fatto 2 gol. Cioè, uno dove Koulibaly si è fatto sovrastare da Immobile, proprio non è chi è? No, Koulibaly, scusate, Maksimovic, cioè che poi è più alto di Immobile. Come ha fatto a perdersi Immobile così in marcatura, ragazzi? Marcava a zona, ma che marchi a zona? Che ha lasciato Immobile saltarti addosso e ti ha fatto un gol della Madonna. Complimenti a Immobile per il gol che ha fatto, poi quello di Luis Alberto che ne parliamo a fare, ragazzi, ma la difesa mobile non si è mossa nessuno, ma specialmente il centrocampo. Ma dove è questo centrocampo? Bakayoko che passeggiava, Fabian Ruiz, mamma mia quanto è lento, mamma mia, mi sembra una lumana, mi sembra Fabian Ruiz. Se gioca così se ne può pure ir, perché a me mi sembra che non ha più voglia Fabian Ruiz, vuole andare altrove, voleva andare al Barcellona, va a te, dateci i soldi, ci ha accattamanato il centrocampista. Io riconosco che in Fabian Ruiz, che ha qualità, è un giocatore forte, perché se gioca da Fabian Ruiz veramente è tra i più forti in Serie A, ma questo Fabian Ruiz qui non è nemmeno lo Scarpine, quello che conosciamo, che abbiamo conosciuto all'inizio, cioè. Poi Demme, che fine ha fatto Demme? L'ha acquistato proprio Gattuso, lo prese dall'Ipsia, quando ci puntò forte, poi ha preso Bakayoko, ora punta su Bakayoko, ma io, ragazzi, un giocatore come Demme, che sa fare doppia fase, sia in regia, e poi sa andare davanti alla difesa, a proteggere i palloni, a recuperarli e fare da schermo davanti alla difesa, è troppo importante avere Demme in campo, secondo me deve giocare sempre Demme, poi ci può affiancare Bakayoko, ci può affiancare Fabian Ruiz, ma Demme deve essere il punto fermo di questo Napoli. Non capisco perché non fa giocare più Demme, cioè io non lo so. Poi nel secondo tempo lo vodka, chi se la vodka? Io lo chiamo vodka, chi le sei bevuta la vodka? Perché ieri sera, se l'avete vista la partita, cioè quando facevi i passaggi allargava il gioco, ha allargato il gioco per un guardialine, ha allargato il gioco, cioè per chi? Dico io, a chi ci ha passata la palla? O il giocatore stava là, ha passata a metà campo, cioè dove non c'era nessuno. Vabbè, ti hai fatta la vodka veramente. Cioè ragazzi, in che condizioni abbiamo giocato? Cioè abbiamo fatto fare la partita alla Lazio
e alla fine l'ha meritata pure sto risultato, ragazzi. Non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta, di passaggio, Petagna, uscite da sto sonno, diamo fiducia a Petagna, va buono. Ma ragazzi, ma dove vuoi andare con Petagna? Dove vuoi andare? Mi dispiace, però lui così non si va da nessuna parte. Sono ancora amareggiato, perché questo risultato è pesante per noi. Io non dico perché, ragazzi, chi si è messo in testa che Napoli può ancora, secondo qualcuno, lottare per lo scudetto, levate a a capo, perché Napoli, nonostante ha un'ottima rosa, ha un'ottima rosa, ma non ha una rosa, secondo me, per vincere il campionato. Quando meno può puntare alla Champions League, al terzo, al quarto posto, che secondo me il Napoli, come la vedo io, arriverà a quarta. C'è la Juventus, c'è l'Inter e secondo me questo Milan è anche più forte di noi, ragazzi. A noi ci manca il top player, quello che guida la squadra. Una volta questo Napoli aveva il top player, quello che ti faceva la differenza, quello che ti è arrivato anche a fare, cioè, tanti gol dove ti ha portato a un passo dallo scudetto. Una volta Higuain, una volta Cavani. Ma ora chi è il top player? È Insigne, è Mertens. Sì, sono forti, ma non hanno quella costanza di fare tanti gol. Cose che ha fatto Higuain, 36 gol, cose che ha fatto Cavani, che si pigliava la squadra sulle spalle e la portava alla vittoria, ragazzi, perché questo manca al Napoli. Poi manca sì qualche terzino, manca il centrocampista, secondo me manca tanto un regista forte al Napoli, perché se tu ritorni a un 4-3-3, appunto, pure parlando della formazione, il Napoli è creato per giocare, il Napoli è impostato per giocare con il 4-3-3, perché Santa Cagna 4-2-3-1, che là, cioè dobbiamo giocare con il 4-3-3, abbiamo i giocatori per giocare con il 4-3-3, che cavolo. Cioè, quando metti, perché tu nel 4-3-3 ti metti Zelischi e Fabio Ruiz e Demme nel mezzo. A posto, questi devono giocare secondo me. Oppure Bakayoko al posto di Zelischi o Fabiano. Però devi giocare con il 4-3-3. Oh, veramente non ci siamo. Non ci siamo, sono deluso. E niente ragazzi, secondo me andava data un'opportunità a Milik, però ormai Milik non è più in condizione, è tutto altro. Ci teniamo sto Petagna, diamo fiducia a Petagna, però secondo me non è un giocatore da Napoli, non è un giocatore che ti può prendere il Napoli sulle spalle e ti porta alle vittorie, capito? Non lo vedo Petagna un giocatore del genere. Poi ditemi la vostra, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate anche un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Abbiamo fatto svegliare anche la Lazio, ha fatto la partita della vita contro il Napoli. Il Napoli gli è pesato troppo il reparto offensivo e l'abbiamo visto, con Petagna a Nanz non toccava palla, ma perché poi la Lazio ha capito il gioco, perché il Napoli voleva sfondare con Politano e Lozano, hanno bloccato le fasce. Buonanotte su natura. Buona serata a tutti amici, da Napolillo 87 e forza Napolese, sempre,